Un momento molto importante e sarà anche nostra cura portarlo a conoscenza del territorio, portarlo a conoscenza del mondo delle scuole, perché lì si formano il nostro futuro, si forma il futuro. Ecco perché raccontiamo questa storia, una storia piccola se vogliamo, ma grande come esempio di solidarietà, che non si spegne nonostante il tempo e la volontà dei protagonisti abbiano in parte ricomposto ciò che la piena del Piave aveva travolto. Le immagini che scorrono ci ricordano quei giorni di novembre, l'acqua e il fango che in poco tempo invadono le abitazioni in Golena. Gente abituata, si dirà, ma questa volta il Piave non ha dato il preavviso, mettendo in serie difficoltà anche i veterani delle alluvioni. Per questo c'è chi ha perso tutto, come quella famiglia straniera che ha comprato casa tra l'Argine e la strada del Ponte e che qui non tornerà più. O chi, come molti anziani, che nonostante il fango abbia rovinato mobili e oggetti cari, dalle loro case non si muovono, perché qui sono le loro radici. Gente testarda quella del Piave, ma anche da ammirare, in una scelta che la modernità giudica folle, forse perché non sente più quell'emozione che ti prende quando torni a casa tua. Ed è forse per questo che i lagunari, altra gente per certi versi caparbia, si sentono in sintonia con i golenali. Stessi elementi, terra e acqua, stessa passione per patria e famiglia, ma soprattutto per sostenersi nelle avversità, perché non rimanga mai indietro nessuno. E allora anche 1 migliaio di euro, frutto di una colletta tra i Fanti de Mar di Marca, diventano un fatto che lascia il segno. Di augurare la realizzazione dei problemi che il Comune ha nei confronti di queste persone, anche con la nostra piccola cifra, in modo da poter essere così ricordati dai suoi concittadini. Un gesto e una lezione di solidarietà che il sindaco vuole portare come esempio nelle scuole, dove cresce il nostro futuro. Il futuro di una terra dove il volontariato, la solidarietà è sempre stato importante. Oggi è stata una bella giornata.